Che il professor Crisanti sul tema che siamo i paesi che fanno più tamponi non era d'accordo. Professore, prego. Ma guardi, io non sono d'accordo su questo perché l'Inghilterra e la Germania ne fanno più di noi e poi non è, guardi, il numero, il problema è come vengono usati. Perché se vengono usati in maniera così a caso e disordinata non hanno l'impatto che potrebbero avere invece inseriti in un programma di sorveglianza nazionale attiva. Guardi, se noi abbiamo un caso sintomatico, se noi facciamo il tampone a tutta la rete di relazioni che questa persona ha, il focolaio si estingue e questo è dimostrato. Ora, noi facciamo 130.000 tamponi adesso, allora guardi, un terzo di questi tamponi servono alla sorveglianza del personale sanitario, un altro terzo servono per il controllo delle persone infette, quindi a noi ci rimangono praticamente 40.000 tamponi al giorno per fare sorveglianza attiva. Lei calcoli che ogni persona che si ammala genera di fatto circa 20 tamponi da fare, quindi ce ne servono, con 5.000 casi, ce ne servono praticamente 100.000 al giorno. Quindi poi la cosa grave che la persona non si capisce è che più persone si ammalano praticamente e più la parte di tamponi necessari si sposta per monitorare quelli che si ammalano, quindi di fatto diminuisce progressivamente questa quota libera di sorveglianza. Ogni giorno abbiamo 5.000 persone in più che si spostano dall'altra parte e quindi diminuisce progressivamente la quantità di tamponi disponibili per la sorveglianza, che sono quelli che ci difendono poi. Certo, non c'è proprio dubbio. Scusate, mi vedo